Caro Matteo, è la tua famiglia che oggi vuole indirizzarti una lettera in questa triste occasione, perché vogliamo ricordarti ora e per sempre, così come sei stato per tutti noi, ovvero un alpino. Alpino per te voleva dire tutto, gli hai dedicato tutta la vita, tutte le tue forze e tutta la tua anima fino all'estremo sacrificio, donando anche la tua giovane vita ed il tuo radioso futuro. Essere alpino per te era, anzi è, o ancora meglio sarà per sempre amare, aiutare e difendere il prossimo, avere valori semplici e forti, valori rappresentati dal cappello dell'alpino con la penna, dalla divisa, dalla bandiera, dalla patria, dalla fede religiosa ed alpina, parole e comportamenti che molti considerano desueti al mondo di oggi, ma che invece sono la vera essenza della vita e dai quali dobbiamo tutti noi prendere esempio. Soprattutto tutti i giovani di oggi, che sono il futuro dell'Italia di domani, come ha giustamente detto in questi giorni il Presidente della Repubblica. Statisticamente tu sei oggi l'eccezione, che dovrebbe essere invece la normalità. Tu sei per tutti noi un eroe nel senso vero della parola, non in quello ipocrita del mondo di oggi che crea falsi miti e mercifica i valori. Da te tutti i giovani italiani devono trarre esempio per superare questo momento di difficoltà generazionale e per costruire un futuro migliore. Dalla tua vita da alpino, anche quando non avevi la divisa addosso, fatta di sacrifici e di sudore, di disciplina e di temperamento, di sentimenti veri e trasparenti, di momenti di difficoltà che confidavi solo ai tuoi cari, quando eri in quel maledetto avamposto fuori dal mondo, e di gioia nel sentirci e vederci tramite l'unico mezzo possibile, ovvero un triste e freddo computer. Ed è proprio in questo modo che ti abbiamo visto tutti in occasione del Santo Natale. Un'immagine triste ti si leggeva negli occhi, quando ti mancavano tutti. Ti abbiamo incoraggiato in quanto oramai era finita, pochi giorni al rientro, solo l'ultimo turno al fronte di mezzo. Erano già iniziati i preparativi per riabbracciarti e festeggiare. Eri partito da tanto tempo. In queste situazioni tutto scorre lentamente. Ci eravamo salutati con il caldo dell'estate, improvvisamente. Tra i tanti in bocca al lupo, ma anche dubbi ed incomprensioni, qualche lacrima e la domanda naturale che ci ponevamo, tutti noi. Ma chi te lo ha fatto fare? Perché questa scelta? Ma tu davvero, alpino, sei andato a fare il tuo dovere, aiutare il prossimo e difendere la patria. Non eri andato, come dicono tanti sciocchi, per soldi o per fare fame di avventura. Tu proprio no. Lo hai sempre voluto e dimostrato. Tu, classe 1986, il primo scaglione per il quale non era obbligatoria la leva. Hai provato altre strade, ma tu volevi essere un alpino. Hai provato all'insaputa di tutti ed il parere contrario di alcuni dei tuoi cari. Proprio un bel testone che fa fino alla fine tutte le cose in cui crede. Un mulo, un vero veneto, un vero italiano. Ti ricorderemo sempre per quanto eri un gran ragazzo, immensamente buono, perché al di là di quel tuo aspetto serioso e a volte rude, di quella divisa impeccabile con il cappello con la penna in testa, che sembrava portassi anche quando eri in abiti civili, Matteo, avevi un cuore immenso in ogni occasione. Lo dimostravi nella tua esemplare vita da militare, non dicendo mai un no a nessuno,
che fosse un superiore o un commilitone bisognoso di aiuto durante la vita di caserma o le esercitazioni, le gare sportive o al fronte. Lo dimostravi alla tua famiglia, ai tuoi amici. C'eri sempre quando serviva un aiuto o una visita di cortesia ai nonni, piuttosto che a qualche conoscente malato. Non ti dimenticavi nessuna occorrenza. E nel tuo poco tempo libero durante le licenze trovavi sempre il tempo per passare a salutare di persona. Vogliamo ricordare il tuo amore immenso per tua madre e la tua amata Giulia, le avventure e le competizioni con tuo padre, il rapporto con tuo fratello, il legame speciale con lo zio, che era diventato il tuo confessore, tutti gli zii, i cugini, gli amici e tutti gli alpini di oggi e di ieri. Il tuo legame con i bambini poi, con i tuoi nipotini, con loro ti trasformavi e li guardavi con uno sguardo speciale. E ti immaginiamo ora, mentre scendi dal mezzo corazzato, ben prima di entrare nei villaggi afghani, svelando l'umanità che solo gli alpini possono dimostrare in queste situazioni, per distribuire con il tuo sorriso e le tue carezze quanto eri riuscito a metterti nelle tue tasche a quei poveri bambini che hai immortalato nelle tue foto, le vere vittime innocenti di tutto quello che accade in quel paese. Ah, se il mondo fosse fatto solo di bambini, se fossero loro a gestire tutto, non ci sarebbero guerre, ingiustizie o tanti dei problemi che ci affliggono. Siamo noi adulti che ne roviniamo l'innocenza. Pensati che la Camilla, quando le spiegavamo cosa facevi in alcune tue foto su Facebook, e di modo particolare quando eri ritratto sulla postazione da mitragliere sul Lince, ad un certo punto ci ha interrotti e ha detto: no papà e nonno, avete sbagliato. Matteo Alpino, così ti chiama sempre, con quella cosa in mano guarda le stelle del cielo da vicino. Non una mitragliatrice fatta per togliere qualcosa a qualcun altro, ma un cannocchiale per ammirare le meraviglie del mondo. Magari proprio quella stella che per lei tu sei diventato oggi. Quella stella a cui noi tutti dobbiamo guardare in questo momento di sconforto e in quelli che arriveranno quando torneremo alla normalità della vita quotidiana, a cui ci rivolgeremo per chiedere un aiuto o solo per ricordarti là nel cielo stellato, immaginandoti vicino al nonno, con il quale puoi veramente parlare, magari mentre fate una partita di carte. Parlare di questa orribile cosa che è la guerra, vissuta oramai quasi 100 anni fa in queste nostre terre, da tanti e tanti giovani alpini, vissuta da tanti nostri nonni alpini, e non in un altro periodo storico che sembra anch'esso tanto lontano. Vissuta da te e da tanti tuoi compagni alpini oggi, perché è questo quello che hai trovato in quelle terre lontane, anche se l'ipocrisia del mondo nostro vuole fare apparire in modo diverso. Quella stella che non morirà mai, che nessun infame potrà mai portarci via, mai. La tua famiglia vuole salutarti, invitando tutto il popolo italiano a leggere la tua lettera. Vogliamo che sia il tuo testamento che lasci a tutti quelli che non hanno avuto l'onore di conoscerti, che i giovani di domani leggano e prendano esempio da te, che ogni alpino la conosca a memoria per ricordarti. Perché tu eri un alpino, sei un alpino e sarai sempre un alpino. Grazie, primo caporal maggiore Matteo Miotto, 24 anni, alpino.